Se cercate di scaricare la traccia GPX da internet si trovano due soluzioni. Da Sistiana, che è qui, si può seguire 1. La strada costiera panoramica, ma molto trafficata, per noi troppo. 2. La traccia rossa. Salire sul Carso fino a Ceroglie, poi Malchina, Precenicco, Ternova, eccetera, fino a Draga, dove prendete la discesa sulla ciclabile dell'ex ferrovia della Val Rosandra, fino a Trieste. Noi, per evitare il traffico sulle strade secondarie fino a San Pelagio, decidiamo di optare per questa traccia che passa per Silvia. Ecco, il terzo giorno ripartiamo da Sistiana, dietro di me l'albergo Tre Noci, dove abbiamo dormito. Poi vedremo se a Trieste in stazione ci caricano le bici sul treno, quello sarà da ridere, ma insomma noi ci proviamo intanto. Ecco, iniziamo la salita per il Carso. Lasciamo l'autostrada. Ginger non è d'accordo sul fatto che tu stia davanti. Ecco, qua inizia un po' di terreno carsico, ma d'altra parte se no toccava stare sulla strada, e poi sarebbero poco fatte stradine ricavare delle ciclabili, no? In realtà questo sarebbe il tracciato dell'Alpe Adria Trail, quello da fare a piedi. Sì, Ginger si sballonzola un po', sì. Bisogna avere un po' di pazienza. Ecco, siamo un po' persi in questa bella foresta sul Carso. Poi, sì, basterebbe veramente poco sistemare sti tracciati. Ma si sa, ci vuol pazienza. È un po' sgrumboloso, no? Ci picchia. Livia. Guarda che bello là. Panorama dal Carso verso il golfo di Monfalcone. Quella là deve essere Punta Sdoba, quella che viene in fuori. Peccato il tempo un po' nuvolo. Vabbè. Cagnussolo che sta per precipitare giù. Ciao bello. Cosa dici di queste salitine carsiche? Che sono delle salitine carsiche. Almeno siamo fuori dal traffico, dalle strade, dai. Da qua su, se fosse bel tempo, ci dovrebbero essere delle belle visuali sul golfo di Trieste. Abbiamo un po' staccato la mano, perché nonostante io abbia il trasporto, quando c'è una salitina comunque mi aiuto con l'elettrico, se no morirei. Vedremo anche tutta la costa, bello comunque anche col nuvolo. Comunque è meglio che in strada con le macchine che ti passano vicino. No, perché salire direttamente su quella più alta, secondo me eravamo tutti in statale. Di salita là vedo una chiesetta. Rappotto. Dobbiamo andare con questo. Percorsi nel Carso rurale. Basta salite. Qua ci sono un sacco di frasche e fraschette.
Hai attacco il turbo. Sgonico. Un altro paesino. Trieste 9. Ah, è discesa. Guarda tutte le pietre del Carso. Cosa? A Opicina ancora un po' di grebani. E questa era segnata con l'indicazione di ciclistica. Vabbè. Ecco un altro pezzo di grebani. Però non me l'ero sognato io, ma è segnato come ciclistica. Questa è indicata come ciclabile, forse l'inizio di quella che scende su Trieste. Bello sto pezzettino. Questo è strada bianca ma è fattibile, no? Sì, quella di prima era più da mountain bike. Per fortuna ricomincia l'asfalto. Si chiama itinerario ciclabile? Cioè, hanno il coraggio di chiamarlo itinerario ciclabile. Vabbè. No, è che rischi anche di forare, no? Su quei sassi che sono taglienti. No, è che noi abbiamo le gomme un po' grosse perché Sì. abbiamo delle gomme buone, ma... Vediamo come continua qua questa discesa su Trieste. Trebiciano. Ecco, siamo arrivati sulla ciclabile che scende su Trieste. Boh, meglio tardi che mai. Un altro boschetto. Però dovrebbe mancare poco alla discesa su Trieste. Di qua, attenzione, una in bici. No. Ecco, contro ogni previsione abbiamo preso anche 4 gocce d'acqua. Beh, c'è da dire in queste stradine senza carta, senza GPS sei veramente perso. Questi paesini sono veramente microscopici. Finalmente arriviamo all'inizio della discesa su Trieste, la ciclabile Couture, realizzata sulla ex ferrovia della Val Rosandra. Prendiamo atto che anche questa non è asfaltata. Ecco, abbiamo preso anche 4 gocce di pioggia, per fortuna nulla di che. E se mangiassimo un paninetto? Guarda, volentieri, io ti dico. Alla prima panchina che troviamo? Se ce n'è un altro, volentieri. Sicuro. Ci sono dei punti tanto scoscesi? Direi di sì. Qui oggi è più da mountain bike nel complesso. Sì. Perché rischi anche di bucare con le gomme così, secondo me, con tutti questi sassi, tutto. Sì.
Peccato perché i tracciati sarebbero bellissimi, e poi ci sono già, basterebbe un po' di buona volontà a sistemarli. Sì, io non dico che devi asfaltarli, ma mettere un po' quel ghiaino stabilizzato lì, ma insomma, anche se non è perfetto, però insomma era, sì, cioè sembra di stare in montagna, voglio dire. Il porto Allora, per collegare due pezzi di ciclabili, cosa hanno fatto? Adesso vi faccio vedere. Hanno fatto questa cosa qua. Robe da non credere. Boh, andiamo, proviamo, andremo in contromano un pezzo, cosa vuoi che ti dica? Finalmente Trieste. Tra un po' passiamo davanti a Piazza dell'Unità. Beh, puoi andare, tanto non ci sono macchine. No, è chiuso. Beh, facciamo una pausetta qua, dai. Andiamo. Facciamo una pausetta. Ah, la guerra che Trieste. filma. E quella è la barca. Allora, Trieste è un bel casino. E quella è la barca, quella sequestrata. Ah, sì. Cos'è? Piazza Unità d'Italia questa, no? Hai tutte le scolaresche che ti passano dietro. Non manca tanto la stazione. No, Ah no, ecco, dietro. dietro. Porco, è uscito tutto. È tutto grigio. Vediamo se riusciamo a fare i biglietti. Guarda, siamo riusciti a salire. Mi sono finalmente scaldato dopo il gelo di stamattina. Anch'io stamattina. Per la prima volta in Italia siamo riusciti a prendere il treno cane più bici più borse. Finalmente in moderne carrozze con ampi spazi dedicati. Ecco, perché in realtà abbiamo fatto una 3 giorni. Siamo partiti da Udine, abbiamo fatto l'FG1 fino a Grado, abbiamo fatto l'FVG2 fino a Trieste, siamo saliti in treno che devo dire ha funzionato benissimo e siamo tornati a casa in bicicletta. Siamo partiti e siamo tornati a casa in bici. Sei contenta? Oh sì. Doccia? Oh sì. Doccia, il dovere ci chiama.
Chi ha avuto la pazienza di guardare il video fino alla fine può da solo trarre la conclusione alla domanda iniziale. Il concetto di pista ciclabile prevede che l'itinerario possa essere percorso da tutte le categorie di ciclisti in condizioni di massima sicurezza. L'FVG-2 è nel complesso molto godibile da Lignano a Monfalcone. Il tratto Monfalcone-Trieste per ora è solo un'idea che deve trovare realizzazione.